Abbiamo qui il mister del Pumas, Mirko Bertolucci. Bellissima partita, risultato quasi incerto fino alla fine, ottima rimonta. Sì, abbiamo incontrato una squadra forte, che è una squadra che ha fatto scendere due giocatori della Serie 1, quindi la partita è stata una partita vera, intensità alta, fase di marcatura di tutte e due le squadre molto rigida, molto dura. Sono molto contento di come ha giocato la mia squadra, è chiaro che la qualità che avevamo nella squadra davanti era una qualità di livello. E abbiamo avuto due sbandamenti importanti, all'inizio primo tempo, inizio secondo tempo, che abbiamo fatto 2-0 sotto e poi 4-0 sotto. Però poi ci siamo rimessi lì, abbiamo cominciato a macinare il gioco, abbiamo fatto il 4-1, 4-2, 4-3 e a poco dalla fine abbiamo avuto una pallina sul secondo palo che potevamo buttarla dentro e riacciuffare la gara. Poi abbiamo tentato di togliere il portiere e su una disattenzione la partita si è chiusa. Però credo che nel nostro percorso di crescita queste partite qui facciano bene. Abbiamo fatto complimenti a tutti in Telerona, questi giocatori sono veramente il futuro dell'hockey italiano e infatti anche i tuoi giocatori fino alla fine, fino a 20 secondi, insomma, credevano al risultato, a cercare di rimettere in piedi il risultato. Sì, è chiaro che noi come ambizione non abbiamo la promozione in A1, non siamo ancora assolutamente pronti. Il nostro è un percorso di crescita, sono tutti ragazzi giovani, l'unico 2004 è Pezzini, poi sono tutti più giovani. È chiaro che quando si incontra una squadra strutturata come questa un pochino di difficoltà si trovano, ma è anche giusto che le trovino, è giusto che crescano attraverso queste sconfitte qua. È chiaro che al momento sono arrabbiato perché perdo la partita, poi se l'analizzo in quella che è la nostra strada, queste partite qui fanno volume, fanno peso, ragazzi fanno esperienza, quindi mi dispiace per il risultato, ma la dimostrazione che ci abbiamo creduto fino in fondo, la forza che abbiamo messo nel cercare di riprendere questa partita è significato che stiamo lavorando bene, che siamo sul pezzo e voglio fare complimenti ai miei ragazzi. Complimenti anche da parte nostra. Grazie mille.